Ciao a tutti, sono con Simone sulla strada della Prima Armata, conosciuta anche come strada delle 52 Gallerie del Pasubio. Siamo a metà maggio e siamo a metà strada, siamo a metà strada, galleria. 26esima, e il maltempo di questa settimana ci ha favorito qualche centimetro di neve inaspettata di fine stagione, quindi siamo venuti un po' così a curiosare, vedere cosa c'è. Qua siamo a metà della Val Camossara. Insomma, l'anno scorso, quando l'abbiamo fatta in marzo, qua bisognava già cominciare a ravanare. Salendo abbiamo incrociato un paio di gruppi di persone, quindi non siamo gli unici, però diciamo che oggi non è sicuramente giornata affollata, almeno a quest'ora. Qua siamo evidentemente a sud, la neve sta mollando. Effettivamente qua è mollacciona, mi aspetto che troviamo un po' di ghiaccio quando siamo a nord. Cos'è che avevamo detto, ubidi e ramponi? Cosa? Ramponi, qua 32esima galleria. La senti da... Sì. Nord-sud. Galleria 34. Vuoi mettere su? Cosa? Le ghette. Allora, se imbarco neve metto su le ghette, se no faccio finta dura, di niente. Quindi... Questa qua è parecchio dura in effetti. Sì, c'è una condizione della neve molto variabile a seconda che sei al sole o in ombra. Quindi mi aspetto che per mezzogiorno sarà una pacceca. (42esima galleria). È uno scorcio più bello dell'altro. Via. Che bello. Andiamo a vedere com'è l'innevamento sulla strada di Scarubi. Non è assolutamente problematico fare. No, assolutamente, anche cima a Palon, esatto, guarda, c'è spunta fuori tutto. Quindi direi che il Palon ci sta. 46esima. Oh, carino. Devo dirti però che a questa quota mi aspettavo di trovare una ventina di centimetri, invece sono stato un po' deluso. È la stessa che avevi basso. E questa fa ben pensare. Oh, aia, ma qua casca tutto! Ok, siamo arrivati fino alla 51esima galleria senza particolari difficoltà e adesso scendiamo verso il Papa. Il nostro panino ci aspetta. Questo è ghiaccio tutto. Ci sono dei punti che sono asciutti, quindi basta beccarli. Lì abbiamo il Papa in vista e adesso affrontiamo l'ultima galleria. Però Simo, devo dire che l'aria si fa sentire. Freschino. 52esima. E qua l'uscita. Oh. Buona, adesso siamo usciti dalla 52esima galleria, siamo a Rifugio Papa. Devo dire che mi aspettavo un po' più neve. Un po' più neve, un po' meno vento. Adesso qua abbiamo trovato degli amici che ci hanno fatto una foto e andiamo con loro su al bivacco a mangiarci il panino, che almeno ci risparmiamo un po' di arione. Grazie. Com'è qua? È tutto scuro? Ah no, aspetta che ho gli occhiali. Allora, vado fuori però che non va. presento Andrea e Rosita. Ciao! Ho trovato 2 follower! Oh!
Sento che mi fa già voglia. Davvero? No, adesso mi fa manco voglia. E il minestrone com'è? E invece noi Va di panino. va di panino. Come dai, è stato carino trovare gli amici follower. Mi ha tirato su di morale. Dai, ogni tanto qualcuno guarda i video. Persone squisite, fra l'altro. Sì, persone squisite, simpaticissime. Ci siamo scambiati un sacco di informazioni, di idee. Bello. Allora il carteo dove arriva? La galleria sembra aperta. Sì, la galleria è accessibile. Cosa dici? La facciamo in discesa? Why not? Ma prima... Beh, prima la vetta. Porca vacca! Posso dire che qua c'è un po' di neve. Aiuto! Insomma, dai, la galleria ci si entra. Diciamo salita senza infamia e senza lode. Eccoci qua, cima a Palon. Beh, guadagnata. Sì, guadagnata. Bene, adesso torniamo a noi e alla Galleria Papa, vediamo se questa volta riusciamo a percorrerla. Mamma mia, che bello! Chissà l'anno scorso se la facevamo, che spettacolo che c'era. Poi speriamo che non ci sia troppo ghiaccio. Sì, qua sui lati è secco fortunatamente, così non siamo costretti a mettere i ramponi. Qua scendo... Qua vai avanti ancora. A un certo punto vedi proprio c'è un'uscita con un cartello sulla destra. Là. Qua abbiamo galleria Ferrario. Allora, aspetta, che dovrebbe essere qua che usciamo, sai. Qua a sinistra. E siamo un po' ciullati. Là Là è chiuso. qua ci sono le tracce che portano avanti. Qua non mi ricordo dove porta. In teoria dovevamo uscire di qua, ma è tutto chiuso. Ma se vuoi un infratto. Ecco, niente da fare. La vena speleologica di Simone si è fatta vedere e vuoi provare ad aprire la galleria. Questa è la dimensione del muro massimo. Se così non esco vuol dire che Bene, non è per nessuno. le auguro quanto di meglio posso augurarle. Allora, chiuso è chiuso. Ok. Vieni. Non demorde. Ah no, ti ho convinto. Nel senso che per tutta la lunghezza picca ho... Hai neve. Ok, retromarcia. Un po' mi dispiace perché l'uscita in scavo sarebbe stata molto carina, però insomma chi ce lo fa fare, no? Il nostro giro l'abbiamo già fatto e poi dobbiamo anche tornare giù. Un commento dallo scavatore? Un vero speleologo non si sarebbe arreso così, per così poco. Stai perdendo lo smalto. Cioè non manca tanto uscire, però chissà quanta neve c'è fuori che pesa, no? Non vale la pena, torniamo indietro. Insomma dai, ci abbiamo provato. Sarebbe stato carino uscire da qua e poi andare giù verso la chiesetta. Ce ne faremo una ragione. Qua penso che riusciamo a uscire. Vediamo dove ci porta. C'è un po' di ghiaccio.
Tanto quando al foro bisognava. No, dai, Ci si non è va? così male. E vedi, noi andavamo fuori là vicino al cartello Ok. e vedi che è tutto coperto di neve, potevamo scavare tutta la settimana. Allora qual è il tuo progetto di ritorno, Simone? Allora, per il momento, comodi fino a dove non c'è più neve. Da dove non c'è più neve scendiamo Lungo il indicativamente crinale su quella e crestina. andiamo alla chiesa. Certo è che per andare in Gran Megnarte ti si pari a nessun Sto altro. attraverso ammetto che potevo farlo. Se lo prendevo da giù era... Va bene, adesso siamo arrivati alla chiesetta degli Alpini. Direi che per oggi abbiamo raccontato a sufficienza. Adesso è solo questione di tornare a casa, quindi possiamo salutarci qua.